Buongiorno e benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 della Scuola Superiore Universitaria di Topo-Wasserman dell'Università di Udine. È il 21° anno accademico dell'Istituto di Eccellenza dell'Ateneo. Il programma prevede i saluti istituzionali, la relazione di apertura dell'anno accademico, l'intervento dell'illustre ospite, la consegna dei titoli finali agli allievi che hanno concluso il percorso di studi. Ora la cerimonia inizia con i saluti del Rettore Roberto Pinton. Bene, intanto benvenute e benvenuti a tutti. Saluto gli studenti, le studentesse e gli illustri ospiti. Allora, per me è sempre una cosa bella, un'emozione, primo essere in questo palazzo, uno dei palazzi storici, diciamo, che occupa l'Università di Udine, che ha trasformato i luoghi della conoscenza, ma poi anche perché questo ha una storia nella formazione dei giovani e dei ragazzi, magari anche quelli che avevano meno possibilità. E in realtà questa poi è la sede della nostra scuola superiore. Perché fare un'inaugurazione dell'anno accademico della scuola superiore? Un po' perché ci piace fare anche delle cerimonie in cui ci si celebra un pochino, ma poi si danno anche dei riconoscimenti agli studenti e alle studentesse e ai docenti. Un po' perché questi sono gli ultimi anche, come dire, atti ufficiali del mio mandato, quindi più volte lo ricordo, più mi fa piacere, e ho anche un po', come dire, di tristezza e malinconia che sale perché non potrò più farli. Però l'entusiasmo è sempre quello. E perché c'è entusiasmo? Perché la scuola superiore è una sì, certo, noi lo definiamo sempre il percorso di eccellenza della nostra università, chiaramente poi in realtà si mira sempre all'eccellenza, però per noi, e per questo devo ringraziare i docenti, i direttori, in particolare l'ultimo, diciamo, direttore, il professor Policriti, lo staff. Per noi è una bellissima, straordinaria palestra di innovazione didattica, di sperimentazione didattica, perché è chiaro, poi i ragazzi fanno i percorsi tradizionali, cioè si laureano nelle materie in cui decidono di iscriversi e fare il loro percorso, diciamo, classico che viene previsto dagli ordinamenti didattici. Però poi c'è tutta un'altra parte che riguarda invece dei cosiddetti percorsi o ambiti interdisciplinari che vengono progettati, coprogettati, quindi con un'interazione stretta, come si vorrebbe che fosse all'università. E ovviamente che magari, ecco, insomma, riesce difficile a distanza. Non voglio parlare ovviamente di università telematica, una superiore telematica è qualcosa che mi farebbe venire un pochino di orticaria, senza per questo demonizzare naturalmente i sistemi di comunicazione a distanza. Però vedete, pur in una giornata così, dicevo la nostra bellissima ospite, il calore qui dentro non è garantito solo dalle stufette, ma dalle persone che abbiamo la possibilità di vedere. Quindi qui si crea la possibilità di costruire una comunità universitaria. E per me questo è molto importante, forse è diventato, ne abbiamo parlato più volte con Alberto Policriti, l'obiettivo principale. Certo, possiamo anche prendere degli obiettivi più precisi. L'anno scorso abbiamo parlato del ruolo, per esempio, di spiegare molto bene, di orientare i giovani ragazzi delle scuole superiori al percorso universitario, così come di far capire molto meglio ai nostri studenti quale può essere un futuro, anche sia nel dottorato di ricerca, per esempio, ma non necessariamente. Ricordiamo anche che praticamente tutti i diplomati, i laureati di questa scuola, che sono 185, andiamo verso i 200, insomma, hanno delle posizioni importanti. E questo però non è solo parole, come ci piace, ma alla fine si traduce anche dei progetti realizzabili e soprattutto realizzati. Questo, lo ricorderà poi anche sicuramente anche il direttore della scuola, siamo entrati a far parte di una rete di 10 scuole superiori capitanata dallo IUS di Pavia, in cui entra peraltro anche la Scuola Superiore di Eccellenza della Regione, che è la SISSA, in cui il progetto si chiama Educating Future Citizens.
Quindi c'è educazione e formazione. Qui noi accompagniamo questo percorso, mica educhiamo, facciamo assieme progetti di educazione e li realizziamo. Il futuro, insomma, se non si fa il futuro qui, è citizen, perché l'importante è futuro e costruire dei veri e propri cittadini di oggi e di domani. Quindi da questo punto di vista, ecco perché riteniamo che sia giusto anche creare un momento particolare, un tanto di inaugurazione dell'anno accademico, insomma siamo già a metà quasi dell'anno accademico, ma di avvio e di, come dire, una sorta di richiamo, come le vaccinazioni, di questo mandato e di questi particolari obiettivi che ci poniamo con questo percorso che è la scuola superiore. Oggi peraltro si consegneranno i diplomi a altri 22 ragazze, studentesse e studenti che hanno finito il loro percorso e questo è anche un altro momento importante che ci ricorda un secondo aspetto, che oltre alla laurea questo titolo viene riconosciuto come master di secondo livello. Quindi in realtà in questi ultimi anni un po' di passi avanti anche nel togliere un po' di patina a questo percorso come qualcosa un pochino un vezzo particolare che l'università si dà e per restituirlo invece ad un percorso, un'iniziativa che fa parte della strategia di sviluppo dell'Ateneo, che inevitabilmente è fortemente intessuto con il territorio. Non solo perché per la storia dell'università, ma perché anche qui davanti a me ci sono gli esponenti del territorio. Saluto naturalmente quelli che sono poi esponenti primari del territorio, ma quelli soprattutto con cui abbiamo un'interazione profonda e diretta, perché questi progetti come Educating Future Citizen sono finanziati dal Ministero, ma noi non saremmo qui senza il sostegno convinto e continuo della Regione. Vi saluto l'assessore Rosole, insomma, ma ci vediamo spesso, però anche non solo per discutere di problemi, ma soprattutto per vedere come sfruttare al meglio le possibilità per risolverli. Il dottor Morandini, presidente della Fondazione Friuli, che ormai sapete benissimo è una partnership, poi anche lui in scadenza, diciamo, come me, quindi l'auspicio è, caro Presidente, insomma, che io farò del mio meglio, tu del tuo meglio, per passare le consegne in modo che si possa continuare questo percorso, veramente virtuoso che ci ha visti protagonisti per tante iniziative che credo siano stati utili non solo per l'università ma per la città e per il territorio. Quindi ringrazio di cuore ovviamente i due rappresentanti e poi siamo in una città che è splendida, bellissima, una di quelle dove si vive piuttosto bene. Ringrazio il vice sindaco per essere qui. Regione vuol dire anche Ardis, che non è solo un gestore di alloggi, ma è anche una struttura attenta anche a dove e a chi questi alloggi sono destinati e che ha sempre sostenuto. Noi non abbiamo grande residenzialità a disposizione o come gestione diretta, è solo questa della scuola superiore, ma abbiamo sempre trovato un appoggio e un sostegno da parte di Ardis, che pure è evidentemente legato alla Regione. Saluto il dottor Olla per essere qui anche oggi. E quindi io ringrazio tutto, dopo interverranno anche i rappresentanti degli studenti o al direttore, e un ringraziamento speciale al professoressa Carlucci Aiello per essere qui da Roma, La Sapienza. Ci stavamo lamentando perché anche un rettore in scadenza, una professoressa emerita, direi, rimangono sempre professori, come i contadini si lamentano sempre. Però magari forse ne avevamo anche qualche motivo, ma ci fa molto piacere che sia qui perché sicuramente ci darà anche una lezione con un titolo che parla di 70 anni, se non ricordo male, adesso non lo vedo, della intelligenza artificiale, quindi forse facendoci ricordare sempre che la scienza arriva un attimo prima, anticipa. Lo scienziato coscienzioso rimane sempre con qualche dubbio e quindi ogni tanto magari viene malinteso o frainteso, però ecco, se non ci fosse questa attività
di Spasmodica rincorsa ad ampliare le conoscenze ed approfondire le nostre ricerche, credo che poi alla fin fine lo sviluppo dell'umanità si fermerebbe. Quindi grazie per essere qui. E a tutti voi, i ragazzi e le ragazze, che poi saluteremo naturalmente uno per uno, e soprattutto a quelli che hanno iniziato il percorso di quest'anno, buona giornata e buona cerimonia. Grazie. Grazie. Ora la parola al vice sindaco del Comune di Udine, Alessandro Venanzi. Bene, grazie Roberto dell'invito, un cordiale saluto a tutte e a tutti voi. Devo dire che sono emozionato non solo perché oggi appunto incontriamo la comunità universitaria, ma perché qua dentro io ci ho fatto le scuole elementari e quindi ho dei ricordi straordinari in questo salone dove c'erano scorribande, tutti i discoli della città si sono formati, io degnamente ho appartenuto a quell'epoca lì. No, ci tengo a salutarvi, chiaramente a nome del sindaco, impegnato, ahimè, altrove, e ci tengo un po' a ripercorrere quello ragionamento che faceva Roberto poco fa, oltre nel salutare tutte le autorità che trovo qui davanti, in particolare l'assessore Rosolene e il signor prefetto. E tu parlavi di futuro, hai parlato del tema del dialogo, hai parlato del tema della qualità della vita. Parto da quest'ultimo. Dagli studi dello scorso anno, no, che riguardano la qualità della vita della nostra città, si compongono vari indicatori. Io ne ho visti due in particolar modo. Il primo è la natalità, il secondo è l'imprenditorialità giovanile. Sulla natalità siamo 92esimi, quindi a fondo classifica. Sull'imprenditorialità giovanile siamo 86esimi. Questo vuol dire che nascono pochi bambini, quelli che nascono li formiamo e buona parte di loro, circa il 51%, questa è la stima degli ultimi 10 anni, se ne va altrove, all'estero, per continuare a formarsi e per mettere a terra quello che ha imparato. Quindi la nostra comunità non riesce ancora oggi a trattenere quelle eccellenze che vedo sedute da metà corsia in poi. Probabilmente molti di loro sceglieranno un altro paese, un altro luogo per mettere a terra quello che stanno imparando. Allora è chiaro che su questo tema dobbiamo lavorare parecchio, è un tema che deve starci a cuore perché si parla di futuro in questo modo qui e non c'è futuro senza una comunità che consapevolmente riesce a sfruttare quello che ha imparato nel proprio territorio, a metterlo a terra a frutto nel proprio territorio. Negli ultimi 10 anni sono andati via 30.000 ragazzi dalla nostra regione, ovviamente, il peso più grande ce l'ha la provincia di Udine anche per capienza, per ampiezza. E nel paese, negli ultimi 10 anni, questa fuga di cervelli è costata 134 miliardi. Questi numeri non li do perché li ho scorsi, evidentemente li ho letti da qualche parte, ma per farci capire l'ordine di grandezza che questa roba qua ha. Un altro tema importante è riuscire a interpretare al meglio quello che è la relazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro. Un tema apertissimo, storico, che conosciamo tutti molto bene, ma che ancora oggi evidentemente non trova davvero compimento. Mia figlia oggi inizia un percorso scolastico, che appunto vi ho citato quanto costa il nostro paese, ma fra 20 anni non so se riuscirà effettivamente a mettere a terra quello che ha imparato, perché il mondo del lavoro non è pronto per questo. Allora c'è una dinamica molto, molto aperta e sulla quale dobbiamo evidentemente continuare a ragionare. Qua è la comunità giusta per poterlo fare. Chiudo alla De Toni con una frase, perché che mette assieme sicuramente futuro e dialogo, e guardando in special modo anche i ragazzi. E la frase è questa: il futuro appartiene a chi sa immaginarlo e il dialogo è il primo passo per costruirlo. Buon anno accademico a tutti. Grazie. Ora il direttore generale dell'Ardis, Pierpaolo Olla. Buongiorno a tutti, grazie, magnifico. Sono onorato di essere qua anche quest'anno, perché credo sia un appuntamento molto importante per la scuola, per l'università e per la comunità udinese. Io credo che in un momento particolarmente delicato, qual è quello che stiamo vivendo
questo momento, insomma, lo sappiamo tutti, insomma, credo che è difficile, la difficoltà di mantenere equilibri a livello mondiale, in particolar modo europeo, credo che l'impegno delle comunità universitarie sia quello di garantire, quindi di profondere quindi il loro impegno nell'impegnarsi verso la ricerca della conoscenza, del dialogo, dell'ascolto, no? Per cercare in qualche maniera di governare il cambiamento politico, sociale ed economico che tutti quanti stiamo vivendo. La scuola superiore Top Wasserman garantisce quindi un percorso di eccellenza interno all'Università di Udine, formando una comunità interdisciplinare nella quale appunto un ristretto gruppo di allievi ha l'opportunità di condividere un'esperienza formativa altamente qualificata. Si caratterizza quindi per la capacità di mantenere sempre elevato il livello di curiosità intellettuale, questo l'ho preso proprio leggendo sul sito della scuola superiore, di chi la frequenta. Grazie a questa specificità, a questa proprio voglia di mantenere, di scoprire e di capire quello che ci sta attorno e che distingue quindi coloro che frequentano la scuola superiore, li contraddistingue proprio perché questi ragazzi guardano in avanti, cioè non si fermano al successo momentaneo del momento, quindi, ma guardano in avanti, quindi hanno una prospettiva di sviluppo e di crescita continua, no? E questo è quello che di fatto credo caratterizzi chi esca da questa scuola. E quindi credo che la possibilità di frequentare un'esperienza, di vivere un'esperienza quale quella della scuola superiore sia un momento di eccellenza e di formazione accademica veramente, veramente unico. E questo forse è anche l'esempio più importante che qualsiasi organizzazione deve fare. Un'organizzazione, per garantire il proprio sviluppo e la propria crescita, credo debba investire nelle proprie risorse. E l'investire nella formazione accademica altamente qualificata, qual è la possibilità che dà la scuola superiore, credo sia quella che ci permetta di guardare in avanti e guardare nel futuro. Cosa fa Ardis? Ardis è sempre a fianco di tutta la comunità universitaria, in particolar modo anche della scuola superiore. Sicuramente il ruolo di Ardis nella scuola superiore di Top Wasserman è marginale, però dato che il nostro obiettivo è sempre quello di garantire le migliori condizioni di percorsi di studio, lo facciamo con vivo piacere e con forte coinvolgimento da parte di tutta la struttura dell'agenzia che mi onoro di rappresentare. Come dicevo, abbiamo lo scopo di facilitare i percorsi di studio, creando quindi migliori condizioni per gli studenti che frequentano non solo il percorso di studio della scuola di eccellenza, ma tutti i percorsi accademici sul territorio regionale. Molti studenti sono della regione, molti provengono da fuori e molti anche da paesi geograficamente molto distanti, ma non soltanto in termini di distanza, ma anche culturalmente molto distanti. Quindi crediamo che farli studiare bene, nelle migliori condizioni, aumenti l'attrattività e l'affettività che loro provano nei confronti del nostro territorio, e quindi lo facciamo anche in una prospettiva successiva quindi al conseguimento del diploma. Grazie quindi alla scuola superiore per il ruolo che fa, per la possibilità di formare quindi questi giovani e di fare in modo di essere uno dei tanti momenti e motivi di eccellenza di questo territorio. Grazie. Grazie. Ora il Presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. Grazie, buongiorno a tutti. Io devo dirvi subito che in questi anni di collaborazione con la Superiore ho imparato molto. Adesso so che il magnifico rettore mi cacceranno. Ho imparato molto, magnifico, pur senza frequentare i corsi. Ma questo solo per dire e lasciarvi immaginare cosa si può imparare quei ragazzi che hanno fatto l'illuminata scelta di iscriversi alla superiore e di frequentare tutti i loro percorsi. Tra le tante cose che ho imparato che qui dentro fare rete
è una cosa naturale. E questo sarà senz'altro per l'eccellenza di questo centro. Sarà senz'altro perché qui dentro si respira un'area di identità ed appartenenza che poi nel corso delle frequentazioni e dei corsi si rafforza sempre più. E sarà anche perché qui non è solo per la nostra città. Questo posto ha dei tratti di unicità che sono riconosciuti anche molto al di fuori della nostra regione. E tutto questo porta a fare una rete che, magnifico Rettore, per me è la rete quella vera, quella che non racconta fiabe. È una rete fisica di relazioni, è una rete fisica di multiculturalità, perché tanti sono i ragazzi che sono qui dentro. È una rete che ha una componente internazionale non trascurabile, ma soprattutto è una rete che sarà a volte sì digitale, ma mai virtuale. E questo è un passaggio che non possiamo sottovalutare. Digitale va bene, virtuale con tutti i limiti. E allora è anche per questo che io ho imparato ad affezionarmi ad un acronimo oltre al SUPE, che per me il SUPE dei ragazzi è nel cuore e lo porterò sempre con me. Ma c'è un altro acronimo al quale mi sono affezionato parecchio, che è RIASISSU, che è la rete, è la rete italiana alunni, istituti, scuole superiori universitarie, e RIASISSU l'abbiamo accompagnato nella organizzazione dell'Assemblea Nazionale che si è tenuta qui a Udine. E indovinate chi è la coordinatrice del gruppo a livello nazionale, del gruppo del RIASISSU, neo nominata perché è nominata da poco, e guarda caso viene proprio da qui la Maddalena Feltrin, a proposito dell'importanza delle relazioni e del luogo confortevole che rappresenta la SUPE per la nascita di queste relazioni. L'ultima roba che ho imparato, alla quale ci tengo in modo particolare, è che se guardiamo tutte le attività della SUPE nell'insieme, direttore, a me viene l'idea che l'insieme di tutto quello che fate è una dimostrazione di saper cambiare, di sapersi adattare per riuscire a fare la differenza. Questo è il carattere distintivo di questa scuola, il saper cambiare per essere attrattivi, per convincere a venire qui, in questa sede, il capitale umano in formazione. Ed è una formazione che deve tener conto del nuovo modello di competitività che dobbiamo andare a soddisfare a livello di esigenze e necessità. E se guardate quel modello di competitività non può prescindere da due cose fondamentali. Una è la sostenibilità e va bene. La seconda cosa, un tratto molto più importante, che è la missione di comunità, la missione sociale di quello che tu fai. Perché la competitività, d'accordo, si misurerà sempre sui prodotti, ma la percezione di chi fa qualcosa, qualsiasi sia il mestiere, è della missione comunitaria di quello che fai. Questi sono i tratti nuovi che, se andiamo a vedere i giovani che di qua sono passati e che si stanno distinguendo nel mondo del lavoro, sì, a livello nazionale, ma addirittura nel mondo, e quindi quella capacità di distinguerci, altro non è che la certificazione che questo qui è il posto giusto se si vuole avere una carriera superiore. Con questo vado perché so che non mi ha cacciato prima, mi caccia adesso. Grazie e buon anno. Grazie. Ora l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolén. Buongiorno direttore, buongiorno magnifico rettore, buongiorno a tutti quanti e grazie per l'invito. Cercherò di fare un intervento un po' più ampio, prendendo spunti da quelli che sono stati, a mio avviso, gli interventi sicuramente più interessanti che hanno preceduto il mio.
Lo farò rispetto a quella che è la lungimiranza, che non nasce solo dalla volontà popolare che ha accompagnato il percorso dell'Università di Udine. Lo farò parlando dell'eccellenza sicuramente della scuola superiore, per quella che è la capacità di anticipare la necessità di mantenere nella multidisciplinarietà quella che effettivamente è l'eccellenza rispetto alla quale tutto il nostro sistema scolastico, di formazione, di alta formazione e universitario devono avere. Ma lo farò raccontando dei numeri che forse servono a dare il senso di quello che poco fa ha detto il vice sindaco del comune di Udine, il dottor Venanzi. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia crediamo che il sistema universitario sia qualcosa su cui bisogna investire. Lo crede questa amministrazione e, devo dirlo con chiarezza, l'hanno creduto in maniera sostanziale tutte le amministrazioni che si sono succedute alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Ho guardato dei numeri perché in queste occasioni vale la pena darli, proprio per arrivare all'esito che negli interventi precedenti sono stati messi in evidenza. Nell'ultimo triennio la Regione Friuli Venezia Giulia, solo per quanto riguarda il sistema universitario, e lascio un attimo da parte il diritto allo studio e lascio un attimo da parte tutto ciò che nel frattempo è arrivato, il PNRR, l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, noi abbiamo investito più di 82 milioni di euro. 82 milioni di euro sono una cifra molto, molto sostanziosa, sono una cifra importante. Secondo me lo sono ancora di più se a questi 82 milioni di euro aggiungiamo tutto ciò che si è voluto investire all'interno del sistema universitario in infrastrutture, in edilizia, in diritto allo studio, in accompagnamento all'accesso, quindi diritto allo studio anche precedente, all'interno di un sistema universitario sul quale noi continuiamo a pensare che gli investimenti che vengono fatti non sono ovviamente non remunerativi, ma portano il beneficio all'intera nostra comunità, e il beneficio all'intera nostra comunità è data da quel capitale che, per me, quando si parla di quello, di solito c'è sempre dietro la parola umana, sul quale noi abbiamo investito. Il 2024, l'avete letto oggi su tutti i giornali, si è chiuso, secondo i dati Istat, con tutta una serie di record. Si è chiuso con il record del numero di occupati, si è chiuso con il record di donne inserite all'interno del mercato del lavoro, si è chiuso con un aumento importante dei tempi indeterminati all'interno del mercato del lavoro, si è chiuso con una riduzione del gender gap rispetto alla permanenza all'interno del mondo del lavoro, si è chiuso con un ingresso più importante di giovani all'interno del mondo del lavoro rispetto a quanto è avvenuto nel corso degli anni. Però vicino a tutto questo, e quindi a un intervento sostanziale e di visione collettiva di una comunità che credo la Regione Friuli Venezia Giulia abbia saputo accompagnare, ci sono quei dati negativi di cui poco fa ha parlato il vice sindaco Venanzi. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo perso 7.433 ragazzi che hanno scelto di andare all'estero, quindi di non investire le loro competenze, le loro conoscenze all'interno del mercato del lavoro del nostro territorio. Il 50% di questi 7.433 ragazzi aveva meno di 34 anni. Questo vuol dire che l'esodo verso altri posti all'estero
avviene nella fascia in cui uno decide fondamentalmente non solo come completare il suo percorso di istruzione e di alta formazione, e questo ovviamente è assolutamente legittimo, ma il momento in cui uno decide dove restare e dove fare la propria famiglia. Assieme a tutto questo, altri 15.000 ragazzi circa li abbiamo persi perché sono andati, sempre all'interno del nostro paese, in altre regioni. E il bilancio è assolutamente negativo. Ne abbiamo persi in complesso negli ultimi 10 anni 22.446, ne sono arrivati pochi meno di 22.000. Il bilancio rimane uno di quei dati su cui la politica, le istituzioni e la comunità che oggi era qui presente ed è rappresentata dagli enti locali, ed è rappresentata dalla Fondazione Friuli, ed è rappresentata da chi può fare qualche cosa di diverso o può dare una spinta diversa alla situazione che viviamo, può fare. Io mi fermerei sul perché se ne vanno, perché credo che questo sia gli aspetti sui quali lavorare e sui quali, insieme al sistema universitario, e questo è evidente, e a tutti i soggetti che ho elencato prima, hanno la responsabilità di individuare delle soluzioni. Se ne vanno perché i salari sono bassi. La Regione Friuli Venezia Giulia continua ad avere i salari più bassi di tutte le regioni del nord. Sono bassi, sono ancora più bassi per chi entra all'interno del mondo del lavoro, che rispetto alla media delle RAL della nostra regione ha quasi 15.000 euro in meno. Se ne vanno perché i contratti sono instabili. E anche questo è un altro degli aspetti che contribuisce a diminuire il potere d'acquisto, anzi in primis il salario e poi il potere d'acquisto di chi rimane all'interno del nostro territorio. E qui togliamo altri circa 12.000 euro rispetto alla media di quelli che sono i salari di tutti gli altri. Se ne vanno perché non sempre, e questo è l'altro dato, in questo nostro sistema di mercato del lavoro, anzi di mondo del lavoro, vengono premiate le competenze e viene garantita, indipendentemente da quello che è il percorso che poi verrà fatto all'interno del sistema, una possibilità di carriera che non sia dettata solo da un percorso di anzianità. Se ne vanno poi perché molto spesso, in molti paesi in cui questo dibattito si è aperto prima, la qualità del bilanciamento tra la vita privata e il lavoro è sicuramente superiore. Meno se ne vanno per servizi mancanti, ma questo è un dato di eccellenza del nostro territorio e di spesa che la Regione Friuli Venezia Giulia fa all'interno di tutti i servizi sociali. Hanno fatto dei conti di quanto ogni studente costa alla collettività nel suo percorso, di quanto la collettività investe nel percorso di queste persone. E quindi credo che non ci sia un'occasione migliore di quella dell'inaugurazione di questo anno accademico per un appello che sia di tutti nei confronti di tutti. Ognuno fa la sua parte nel garantire che i giovani laureati, su cui abbiamo investito le risorse di cui prima ho parlato e su cui costantemente investiamo le risorse, rispondano per garantire che queste persone non vengano istruite e poi regalate all'estero, per garantire che non continuiamo a sostenere i costi e a perdere i benefici che da questi investimenti, che sono quelli che valgono davvero, possiamo ottenere delle risposte. Molto spesso si parla di responsabilità collettiva, lo si fa all'interno di tutta una serie di dibattiti che comprendono quello che sono i temi su cui ognuno di noi deve impegnarsi. Ecco, io credo che nel 2025, con quello che abbiamo davanti,
con la situazione geopolitica, col bisogno di innovazione e di sviluppo che il nostro territorio ha, ecco, io credo che proprio in questo momento, se dobbiamo mettere una parola vicino al termine responsabilità collettiva, dobbiamo mettere la parola giovani, e vicino a questo dobbiamo mettere la parola responsabilità collettiva, così come è stato messo in evidenza negli interventi prima, da parte di tutte le istituzioni, quindi non solo gli enti pubblici, da parte di tutti coloro che nei confronti di questi giovani si impegnano nella quotidianità. L'amministrazione regionale continuerà a farlo, e permettetemi di dirlo oggi che è uno degli ultimi eventi in cui partecipano. Ho appreso questa mattina, perché ovviamente ogni tanto vivo in un altro mondo, il presidente della Fondazione Friuli è ovviamente il rettore Pinton. Ogni volta che qualcuno di noi correttamente finisce il suo mandato, si ricomincia sempre tutto da capo. Si ricomincia nella visione, si ricomincia nei progetti, perché correttamente ognuno porta un pezzo di ciò che vorrebbe per la società per la quale opera in maniera diversa. Ecco, io devo dire che con il magnifico rettore, per quello che è stata la mia esperienza, e che con il presidente della Fondazione Friuli, questa responsabilità collettiva nei confronti dei giovani e nei confronti della platea importante di persone alla quale dobbiamo garantire un futuro, l'ho sempre trovata. Per cui ringrazio ovviamente la Scuola Superiore per l'invito, auguro a tutti voi un buon anno accademico e chiedo a ognuno di voi, ognuno per quella che è il suo pezzo di responsabilità nella costruzione della comunità nella quale tutti vogliamo eccellere, tutti vogliamo vedere competitiva e tutti vogliamo vedere forte, di portare tutti i suggerimenti, le suggestioni, le azioni che possono cambiare effettivamente la nostra regione. Per cui grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, passiamo alle relazioni. Il professor Alberto Policriti, il direttore della Scuola Superiore. Grazie. Magnifico rettore, autorità, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, signore e signori. Allora, 7 anni fa ho preso parte per la prima volta a questa cerimonia in qualità di vice direttore della Scuola Superiore su invito dell'allora direttore, il professor Tabarroni, che ringrazio e saluto insieme agli altri direttori e le direttrici che mi hanno preceduto. E in quell'occasione mi sembrò giusto condividere 2 domande che mi ero posto e che ancora oggi mi pongo in relazione alla scuola e più in generale ai programmi di eccellenza universitari come il nostro. Le 2 domande sono semplici: è giusto? È utile? Le mie risposte di allora, positive, si basavano su un'esperienza della scuola ancora limitata e parziale, e mi rendo conto oggi che si fondavano su ciò che pensavo e penso in senso molto generale riguardo al ruolo e ai doveri di un professore universitario, senza considerare nello specifico i compiti e il potenziale di un membro attivo della comunità della scuola superiore. Successivamente l'attuale rettore Pinton, quasi 6 anni fa, all'inizio del suo mandato, mi ha chiamato a ricoprire il ruolo di direttore, e questo è il mio ultimo anno di servizio in questa veste. Le cose sono profondamente cambiate negli ultimi 6 anni. Abbiamo vissuto la pandemia, sono scoppiate guerre e la politica internazionale sembra più una rissa di strada che un confronto civile. Gli strumenti che la nostra specie, la specie umana, ha progettato e costruito per evitare di ripetere gli errori del passato si stanno sgretolando. Sul piano scientifico, oggi siamo in grado di costruire macchine e software che funzionano senza sapere neanche bene perché.
Scienziati che in passato non si erano mai preoccupati di questioni filosofiche, etiche o storiche, oggi sentono il bisogno di farlo e lo dichiarano apertamente. Negli ultimi 6 anni, in ambito più locale e fortunatamente meno preoccupante, la Scuola Superiore di Udine si è data anche un nome, un simbolo. I programmi di eccellenza come il nostro hanno ricevuto un riconoscimento a livello centrale, sono finanziati dal Ministero e consentono di conseguire un titolo che testimonia l'impegno degli allievi. Lo ricordo, 60 crediti formativi extra, una seconda lingua, il mantenimento di una media alta e il rispetto assoluto delle scadenze accademiche, oltre a molto altro. Non meno importante è il fatto che in questi anni si sia consolidata una rete di 10 scuole superiori di ateneo o interne, come la nostra, che collabora attivamente con le scuole superiori autonome, come la Normale di Pisa, il Gran Sasso Science Institute. In questo spirito di collaborazione, oggi siamo coinvolti nel progetto Educating Future Citizen, menzionato dal Rettore, guidato dallo IUS di Pavia e che coinvolge anche la Sissa, l'IMT di Lucca, la Scuola Ferdinando Rossi di Torino, il Collegio Universitario Internazionale di Ca' Foscari, Venezia, la Scuola Giacomo Leopardi di Macerata e la Scuola Carlo Urbani di Camerino. Stiamo quindi offrendo agli allievi della scuola superiore, a fronte di un notevole impegno, un sostegno sempre più ampio e variegato, il che mi riporta alle mie domande iniziali. Stiamo offrendo troppo a pochi? Non sarebbe più utile destinare queste risorse altrove? Oggi mi sento di dare una risposta più completa e informata a queste decisive questioni. Ogni iniziativa che siamo riusciti a realizzare, ogni giornata di studio o di riflessione della superiore è sempre stata pensata per essere accessibile anche all'intera comunità del nostro Ateneo. E questa visione è condivisa anche nella rete di cui facciamo parte. I progetti ai quali partecipiamo sono il frutto della collaborazione tra istituzioni snelle e concentrate sull'eccellenza, ma le opportunità che ne derivano sono aperte a tutti gli studenti e a tutti i docenti del nostro Ateneo. Le esperienze interdisciplinari e innovative che sviluppiamo, penso al corso Un anno cosa è successo, tenuto da docenti di tutti i dipartimenti, o alla settimana latinoamericana, realizzata con il professor Gardini del DIUM, non sono solo a disposizione di tutti, ma sarebbero difficilmente realizzabili in ognuno dei dipartimenti. Quindi non stiamo offrendo troppo a pochi, ma stiamo offrendo il meglio a tutti. E non c'è nulla di cui la nostra comunità, soprattutto gli studenti, abbia più bisogno. Le sfide che abbiamo di fronte, pensiamo ad esempio alla manipolazione dell'informazione, sono completamente nuove e si affrontano valorizzando strumenti quali la collaborazione in presenza e lo studio condiviso e multidisciplinare. Forse l'aspetto più importante che in questi anni ho sempre percepito da parte di chiunque abbia collaborato alla progettazione, organizzazione, alla realizzazione delle iniziative della scuola, colleghi, studenti, personale tecnico-amministrativo, la volontà di essere eccellenti senza per questo sentirsi privilegiati. Questo equilibrio e la necessità di mantenere un rapporto armonioso con l'Ateneo di cui la scuola fa parte è ciò che distingue le scuole superiori interne dalle scuole autonome. Le iniziative di una scuola interna sono e devono continuare ad essere accessibili all'intera comunità accademica di cui fa parte. Il futuro ci sarà molto da fare per mantenere alto il livello delle iniziative didattiche e interdisciplinari sviluppate in questi anni. Sono convinto che il riconoscimento del Ministero per il lavoro delle superiori di Ateneo verrà mantenuto e con esso il sostegno finanziario. Inoltre sappiamo sempre di poter contare sul supporto della Fondazione Friuli, del Comune di Udine, dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio e della Regione Friuli Venezia Giulia. Sarà fondamentale coltivare i rapporti con le scuole superiori autonome e di Ateneo, sia nei progetti in corso che in nuove iniziative, tra cui la costituzione di una rete di alunni, ex allievi, in cui siamo attualmente impegnati in prima persona. Bisognerà lavorare per garantire alla scuola superiore un'adeguata rappresentanza in senato accademico. Insomma, ci sarà molto da fare e io non più da dirigente, ma da artigiano collaboratore sarò felice di continuare a dare il mio contributo. Quella di oggi però è l'ultima volta in cui parlo in veste di direttore della scuola e quindi sento il dovere di essere specifico e puntuale nell'indicare ciò che ritengo utile chiedere al nostro Ateneo per il futuro della scuola superiore.
voglio avanzare 2 proposte dirette e concrete. 1. La scuola deve aprirsi anche ai dottorandi di ricerca. 2. La scuola deve avere un proprio corpo docente. L'apertura ai dottorandi permetterebbe di offrire un percorso completo che si concluda naturalmente con il cammino iniziato dagli allievi all'inizio della loro carriera accademica. Il dottorato di ricerca rappresenta uno degli sbocchi più naturali per le nostre allieve e i nostri allievi ed il rapporto che abbiamo, ad esempio, nel progetto EFC con le altre scuole italiane, quasi tutte aperte ai dottorandi, ne conferma la validità. La presenza di un corpo docente stabile per la scuola superiore ne completerebbe l'organizzazione interna. Il consiglio scientifico della scuola rimarrebbe il suo organo di indirizzo, ma un corpo docente dedicato permetterebbe di sviluppare una didattica interna con maggiore prospettiva ed efficacia. Una scuola superiore di ateneo è un unicum che sta prendendo forma e si sta definendo attraverso il lavoro e i risultati ottenuti. Sebbene non sia direttamente assimilabile a nessun'altra struttura interna di un'università generalista, a nostro parere è equiparabile ad un dipartimento e un proprio corpo docente ne rappresenterebbe la naturale evoluzione. Concludo parlando della giornata di oggi e ringraziando la professoressa Luigia Carlucci Aiello, Gigina, da sempre, per tutti, una figura di spicco a livello internazionale nel campo dell'intelligenza artificiale che ha accettato di essere qui con noi in questa giornata per noi tanto significativa. L'argomento di cui tratterà è qualcosa di cui oggi tutti sentono il bisogno di essere informati e che ritengo sia opportuno e importante analizzare dalla giusta prospettiva, anche storica, come è proprio nello stile di Gigina. Ringrazio le 2 vice direttrici che si sono alternate durante quest'anno, la professoressa Montanari e la professoressa Di Sciacca, il consiglio scientifico e la struttura tutta al femminile che mi ha supportato e guidato con grazia e fermezza. Cristiana Martino, Angela Juretic, Ilaria Bonitti e Marianna Kozikowski. Ringrazio inoltre gli allievi che hanno sempre accolto con entusiasmo ogni mia proposta e spesso hanno saputo rilanciare con grande creatività. Penso ad esempio alla musica klezmer e al bellissimo incontro che abbiamo realizzato con la professoressa Bolognini per la giornata della memoria. Quindi un caloroso augurio di buon anno accademico a tutte le allieve e a tutti gli allievi ed un arrivederci a tutti coloro che conseguono il titolo oggi e che spero ripassino presto a trovarci per aiutarci ad allargare la nostra rete e soprattutto il nostro sguardo. Grazie a tutti. Grazie direttore. Ora la parola al rappresentante degli allievi della scuola superiore, Andrea Perbellini. Buongiorno a tutte e a tutti, magnifico rettore, direttore della scuola, autorità, membri della comunità accademica, allieve e allievi, signore e signori. Sono estremamente onorato di essere qui in questo momento in rappresentanza della comunità degli studenti della scuola superiore. È onorato e anche un po' spaventato in verità, perché farsi portavoce del pensiero collettivo è per forza di cose un atto di approssimazione e speriamo di essere riusciti a concretizzarlo al meglio, ma questo saranno i nostri compagni a dircelo poi. Ovviamente non sto utilizzando la prima persona plurale come pluralis maiestatis, ci mancherebbe. La sto utilizzando invece perché le parole che sentirete adesso nei prossimi minuti non sono solamente mie, ma questo discorso è stato scritto a 4 mani e 2 teste insieme alla mia collega rappresentante della scuola, Martina Spollero, che avete avuto l'opportunità di conoscere qui in questa posizione un anno fa e che invece in questo momento ci sta seguendo niente meno che da Parigi, dove si trova per ragioni di studio. Quando Martina e io abbiamo iniziato a riflettere insieme su quale potesse essere il tema su cui focalizzarci in questa occasione, il primo pensiero è stato quello di omaggiare in qualche modo l'illustre ospite di quest'oggi, la professoressa Carlucci Aiello, e quindi ci siamo chiesti quale potesse essere un possibile legame tra la scuola superiore, o la SUPE come la chiamiamo noi qui dall'interno, e questo immenso ambito che va sotto il nome di intelligenza artificiale e del quale immaginiamo sentiremo parlare tra pochi minuti. Presto però ci siamo resi conto di come forse stessimo commettendo un errore di prospettiva. Nel senso, non si trattava tanto di chiedersi in che modo la scuola superiore c'entrasse con l'intelligenza artificiale, ma quanto piuttosto non c'entrasse.
Prima che possiate pensare male, vi vogliamo rassicurare, cioè non stiamo per dare avvio a una feroce invettiva antistorica contro il progresso, tutt'altro. Il punto è che quando si parla di intelligenza artificiale in contesti non specialistici, quasi sempre si cade nel cliché del confronto diretto tra uomo e macchina e la tentazione è quella di lanciarsi in una strenua difesa del primo con conseguente condanna del secondo. Ecco, nell'epoca in cui stiamo vivendo adesso, questo sì che sarebbe antistorico, per quanto in realtà probabilmente sia un'azione compiuta per la comprensibile paura di affrontare la realtà dei fatti, perché credo che tutti ci siamo resi conto dei notevoli, velocissimi progressi che la tecnologia, e in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale, stia compiendo in questi ultimi anni. E credo che tutti siamo perfettamente consapevoli di come entro poco tempo, in realtà forse anche già da tempo, su un livello puramente nozionistico non ci sarà competizione e questo non certo per uno squilibrio a nostro favore. Ma cosa ha a che vedere tutto questo con la scuola superiore? Ecco, il punto è che quando sentiamo parlare della superiore, sentiamo il discorso cadere quasi sempre esclusivamente sull'aspetto accademico di questo percorso. Si parla degli studenti come di eccellenze, quasi di macchine da esame che hanno sempre altissimi risultati. Quindi di fatto si incentra l'attenzione proprio sulla pura performance e su questo aspetto nozionistico di cui parlavamo sopra. Ma noi non siamo questo assolutamente e l'obiettivo della scuola infatti non è quello di formare dei super studenti in grado di competere con le macchine. L'obiettivo della scuola è quello di accompagnare tutte le allieve e tutti gli allievi lungo un percorso che è molto più complesso del percorso accademico ed è un percorso di crescita sotto un profilo umano e questo aggettivo, per forza di cose, per sua stessa natura, non può essere attribuito a nulla che definiamo invece artificiale. E se prendete in mano una delle brochure della superiore, lo trovate scritto esplicitamente. Sul retro dell'ultima pagina, infatti, trovate una citazione di Pierpaolo Pasolini che recita: «Abbiamo una vera missione, non di potenza o di ricchezza, ma di educazione, di civiltà». Ecco, civiltà. È proprio questo il valore che la superiore mira a sviluppare in tutti i suoi studenti, in tutte le sue studentesse, ma del quale purtroppo si parla sempre troppo poco. Infatti, al di là della componente accademica, che è innegabile che sia presente, quello che riteniamo che sia il maggior valore che un percorso di questo genere può aggiungere è un percorso, appunto, la crescita personale che si manifesta nella vita di comunità, nella vivace vita di comunità nella quale siamo inseriti. Infatti la scuola si presenta non solamente come appunto una scuola, ma si presenta come un luogo di scambio, un luogo di incontro dove i saperi delle discipline anche più distanti hanno l'opportunità di intrecciarsi dando vita a un continuo dialogo che pone le basi per un'esperienza di grande appunto civiltà e umanità. E in un'epoca in cui il sapere appare sempre più frammentato in piccolissimi compartimenti stagni, quello che ci auguriamo che la superiore sia in grado di fare è, ovviamente senza trascurare la necessità di corsi disciplinari molto specifici e formativi, ma ci auguriamo che la superiore sia in grado di far fruttare al meglio questa commistione di saperi al suo interno e speriamo che un suo tratto distintivo possa divenire sempre più la capacità di eliminare certe dicotomie che sono diffuse nel senso comune, umanisti da una parte, scientifici dall'altra. Perché qui alla Supe matematici e studiosi della letteratura e delle lingue, medici e informatici, biotecnologi e filosofi, storici e ingegneri, e mi fermo qua per questioni di tempo, vivono sotto lo stesso tetto, quindi condividono piccole porzioni della loro vita quotidiana, ma anche piccole porzioni della loro formazione accademica, per esempio attraverso le lezioni dei corsi interdisciplinari, e hanno anche l'opportunità di scambiare idee, di organizzare iniziative comuni, sia come colleghi che soprattutto come amici. Non vogliamo certamente negare il fatto che la permanenza alla superiore implichi un carico di studio e di lavoro aggiuntivo e che questo possa spesso manifestarsi sotto forma anche di stress e di ansia a causa della pressione di dover sempre performare al massimo seguendo ritmi estremamente serrati. Su questo delicato tema del benessere mentale ci siamo anche già espressi in questa stessa occasione un anno fa e speriamo che il dialogo che ne è scaturito possa finalmente portare alla concretizzazione delle proposte che sono state avanzate. Appunto non vogliamo negare questa componente, però il fatto è che nonostante sia presente questa componente, quello che rimane alla fine del percorso è questo senso di appartenenza a questa comunità studentesca estremamente coesa. Infatti se provate a chiedere a chiunque dei ragazzi e delle ragazze che tra qualche minuto riceveranno il diploma cosa si portano dietro da questo percorso,
Non vi risponderanno di certo i corsi interni, le tesine, le conferenze, vi risponderanno sicuramente le persone, perché l'opportunità di crescere insieme è quello che, a nostro avviso, maggiormente può fornire la scuola superiore al nostro percorso. E in questi ultimi 2 anni riteniamo sia stato fatto veramente molto in merito. Sono stati 2 anni estremamente vivaci, perché ci sono state circostanze favorevoli che ci hanno permesso di organizzare una serie di bellissime esperienze molto interessanti e formative anche e soprattutto da un punto di vista umano. Facciamo giusto qualche esempio. Ad aprile dell'anno scorso un nutrito gruppo di studenti e studentesse di area medica della nostra e di altre scuole ha avuto l'opportunità di andare a New York a visitare laboratori e strutture della zona, e a ottobre un'offerta simile è stata proposta anche a studenti di area matematica e ingegneristica. Oppure anche a maggio un gruppo di studenti e studentesse sempre della scuola ha organizzato un convegno internazionale dedicato al tema del sogno nella letteratura. L'elenco potrebbe continuare a lungo, ma il tempo per il mio discorso no, quindi credo sia giunto il momento di passare ai ringraziamenti. E vorremmo iniziare i ringraziamenti proprio da queste persone che si sono spese per l'organizzazione e la gestione di queste attività. Quindi dalla parte della scuola, dalla parte degli studenti, sicuramente i rappresentanti dell'area SISSU e la rete italiana degli alunni delle scuole superiori universitarie, nelle figure quindi di Maddalena Feltrin e Francesco De Cataldo. Francesco ha terminato il suo mandato, ma negli ultimi 2 anni ha dato molto a questa causa, e Maddalena, come abbiamo anche già detto prima, è diventata da poco coordinatrice nazionale di questa rete. Dalla parte della scuola invece vogliamo ringraziare quindi sicuramente il direttore, il professor Policriti, tutti i docenti che sono stati coinvolti in queste iniziative e soprattutto il personale della segreteria, quindi nelle figure di Cristiana Martino, Ilaria Bonitti e Marianna Kosikowski. Vogliamo spendere 2 parole per loro perché siamo consapevoli di come ci sia una pesante burocrazia legata a queste attività e anche a seguire ogni studente, ma vogliamo ringraziarle soprattutto perché in questi 2 anni di mandato mio e di Martina hanno saputo supportarci e anche sopportarci sia per il ruolo che ricopriamo che anche e soprattutto per le persone che siamo. Vogliamo poi ringraziare tutti i docenti che sono coinvolti all'interno della scuola superiore, che quindi dedicano il loro tempo, il loro sapere e le loro competenze a beneficio della nostra formazione. In particolare vogliamo ringraziare quei docenti che con grande impegno e grande disponibilità ricoprono il ruolo di tutor docente. E in particolare poi vogliamo ringraziare, un enorme grazie, anzi va ai tutor studenti, quindi Giada Martin, Matteo Canton e Teresa Peresson, per l'impegno e le energie che quotidianamente dedicano alla scuola e agli studenti e le studentesse, per i quali e per le quali sono diventati un punto di riferimento costante, e speriamo che nel prossimo periodo possa continuare questa fruttuosa collaborazione tra loro e noi. Inoltre ci sembra giusto ringraziare senza limiti tutti gli studenti, tutte le studentesse che fanno parte di questa comunità, perché oggi appunto abbiamo parlato di questo percorso di crescita personale che passa anche e soprattutto attraverso di voi. E infine ci rivolgiamo a quelli che secondo noi sono i veri protagonisti di questa mattinata, che sono tutte le allieve e tutti gli allievi che a momenti riceveranno il diploma conclusivo di questo percorso. E fa uno strano effetto, dopo aver condiviso con voi così tanto in questi ultimi anni, vedervi concludere questo percorso, quindi voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della vostra vita, e ci auguriamo che in questo capitolo ci sia scritto quanto di migliore abbia il futuro da offrirvi. Vi auguriamo di poter proseguire nelle vostre carriere, qualunque esse siano, mantenendo sempre quella passione, quella curiosità e quell'intraprendenza che hanno contraddistinto il vostro percorso qui alla scuola fin da prima di entrarvi ormai anni fa. E siamo convinti che tutto quanto la scuola vi abbia saputo dare, e lo ripetiamo l'ultima volta, sia da un punto di vista accademico ma anche e soprattutto da un punto di vista umano, voi sappiate coltivarlo al meglio anche una volta usciti dalle mura di questo palazzo che negli ultimi anni è stato la casa. Grazie dell'attenzione. Grazie Andrea. Adesso la parola a un allievo storico della scuola, il presidente dell'associazione alumni, Giacomo Alzetta. Buongiorno a tutti. Allora, porgo i miei calorosi saluti da parte dell'associazione alumni alle autorità qui presenti, in particolare
al direttore della scuola, il professor Alberto Policritti, al magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, all'assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, Aressa Rosolen, all'assessore comunale e vice sindaco Alessandro Venanzi, al direttore dell'Ardis per Paolo Olla e al presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini. E un ancor più caloroso saluto agli allievi della scuola e in particolare appunto a chi si accinge a ricevere il proprio diploma oggi e ai loro familiari. È sempre un'emozione per me partecipare a questa cerimonia che segna un momento molto importante per tutti gli studenti che fanno il percorso della scuola superiore. Questo momento rappresenta il culmine del percorso, dove si ottiene il tanto agognato diploma per cui ciascuno di noi ha tanto studiato, ma segna anche la fine di questo percorso e dunque il momento in cui in maniera definitiva l'allievo si stacca ufficialmente dalla comunità della scuola per proseguire il proprio percorso con altre esperienze. E quest'anno sono già 15 anni da quando i primi diplomati della scuola si sono avventurati nel mondo del lavoro e della ricerca. E per questa occasione ho pensato di portare alcuni dati collezionati dall'Associazione Alumni riguardo le esperienze che gli ex allievi fanno dopo la laurea, così per poter parlare in maniera più concreta di quello che succede agli ex allievi. E diciamo da questo punto di vista rivedremo alcuni dei dati che sono già stati menzionati dal vice sindaco e dall'assessora. Per cui innanzitutto appunto risulta che circa 6 ex allievi su 7 dopo la laurea proseguono con un'esperienza all'estero o di ricerca formativa o di lavoro, per lo più all'interno dell'Unione Europea, ma con circa 1 su 5 che va anche al di fuori dell'Unione Europea. E quindi possiamo sicuramente dire che la scuola superiore prepara molto bene i suoi allievi per affrontare non solo il mondo della ricerca e del lavoro in Italia, ma in tutto il mondo. E se parliamo della durata di questa esperienza all'estero, vediamo che appunto circa la metà si ferma per 5 o più anni, con un 20% che fa delle esperienze di 3 o 4 anni di durata, ad esempio. Per cui sono appunto, come veniva già menzionato negli interventi precedenti, delle esperienze che si fanno e sono molto significative. E molti alunni che entrano nel mondo del lavoro inoltre vivono anche questo collegamento con l'estero nella forma dello smart working, ad esempio, quindi circa 1 su 5 ha avuto un'esperienza di smart working con un datore di lavoro estero. Ma se guardiamo invece dove risiedono oggi gli ex allievi, vediamo che il 56% è in Italia e il 40% in Unione Europea, è un piccolo numero invece nel resto del mondo. Per cui appunto, come è già stato menzionato, vediamo che molti di noi si trovano poi a vivere all'estero, ma se controlliamo bene i numeri, 6 su 7 vanno all'estero e quindi circa la metà poi rientra. Per quanto riguarda invece il percorso che fanno, l'83% trova poi un'occupazione che è coerente, molto coerente con il suo percorso di studi, e l'85% è soddisfatto, molto soddisfatto della propria occupazione attuale. Per cui appunto in generale chi fa il percorso della scuola superiore riesce poi a proseguire la sua carriera in quello che ha fatto all'università, non deve cambiare settore, tipicamente non ha questa necessità ed è soddisfatto di quello che fa. E credo anche ad ottima ragione che dopo appunto questi 15 anni dai primi diplomati molti degli ex allievi hanno anche ottenuto appunto delle posizioni importanti, delle carriere avviate in Italia e all'estero. Per cui volevo solo citare un paio di nomi di dove sono alcuni dei nostri ex allievi. Si va da Google alla Banca Centrale Europea, si parla dell'Università di Lovanio, lo studio legale Latham Watkins, l'ESAFR, la NASA, il CERN, l'Università di Costanza, ma tra queste notate che ad esempio c'è anche l'Università di Studi di Udine, dove ha 2, a che io sappia, dell'organico docenti provengono dalla scuola superiore, no? Questo per dire che appunto il collegamento che rimane con l'Italia e il Friuli c'è ed è una cosa che tutti noi manteniamo
E su questo condivido un po' quello che diceva l'assessora regionale, che è un po' un limite della nostra regione e dell'Italia il fatto di riuscire a mantenere poi le persone che vengono formate da queste scuole e anche dall'università in generale. Ma al di là delle statistiche della preparazione che la scuola offre ai suoi allievi, la cosa più importante che gli ex allievi ottengono dalla scuola è la rete di relazioni che si viene ad instaurare tra gli allievi. I rapporti personali e umani che si creano sono un vero moltiplicatore delle esperienze di ciascuno, sia in termini di crescita e arricchimento personale che di supporto vero e proprio nell'affrontare le sfide che la vita ci offre. E questo è il motivo principale per cui esiste l'associazione alumni, come luogo in cui questi rapporti si possono mantenere e rinnovare e con cui preservare un filo di collegamento con la scuola e i nuovi allievi per condividere le proprie esperienze con le nuove generazioni. Chiudo il mio intervento rinnovando le mie congratulazioni per i diplomandi. Tutti i soci dell'associazione vi augurano il meglio per il vostro percorso futuro e di vivere al massimo i rapporti che avete instaurato qui dentro, perché saranno uno degli asset più importanti della vostra vita. Grazie a tutti. Grazie. Ora l'intervento della professoressa emerita di intelligenza artificiale dell'Università di Roma La Sapienza, Luigia Carlucci Aiello, intitolato Intelligenza artificiale, 70 anni ben portati. Buongiorno a tutti. Incomincio anch'io con i ringraziamenti. Ringrazio gli organizzatori di questo evento per avermi voluto qui e ringrazio voi per il fatto di essere qua. Ovvio che parlo di intelligenza artificiale, non potrei fare altrimenti, è stato il mestiere della mia vita. 70 anni ben portati, 70 anni, non ce ne stiamo accorgendo, ma la parola intelligenza artificiale sta compiendo 70 anni perché è stata proposta 70 anni fa. Ben portati lo vedrete, spero di convincervene. E perché parlare di intelligenza artificiale facendo un po' di storia? In questo momento ne parlano tutti quanti, avete sentito anche dagli interventi precedenti, ma ne parlano come se fosse nata ieri, come se fosse nata con le reti neurali, come se fosse nata le reti neurali di ieri, come se fosse nata con ChatGPT. E tutto quello che è successo prima viene ignorato completamente. E neanche nelle nostre aule si parla mai di come certi concetti o certe tecniche siano state introdotte. Si illustra l'algoritmo, si illustra la tecnica, non se ne parla mai in termini storici. Dopodiché finisce che si perdono le prospettive e si perde molto. Invece a guardare un attimo cosa è successo e come sono andate le cose, soprattutto ai giovani, credo che possa essere molto utile. Quindi incominceremo con un po' di storia, poi arriveremo all'oggi ovviamente e comunque andremo abbastanza di fretta perché non ci tratterremo troppo a lungo. Questa slide qui è provocatoria. Quando dico parliamo un po' di storia, non facciamo la storia passo passo a partire dagli inizi. Gli inizi sono stati datati qualche settimana fa in una conferenza da Moshe Vardi, un logico che si occupa di intelligenza artificiale da molti anni e con grande capacità. Sono stati piazzati 35.000 anni fa, l'osso di Le Bombo, poi 20.000 anni fa l'osso di Ishango, degli ossi di tibie o ossi similari sui quali venivano fatte delle tacche per fare dei conti. Quindi il desiderio di meccanizzare, di memorizzare i numeri, il calcolo, il conteggio parte da lontano.
ma se volessimo fare la storia giorno per giorno, da allora a oggi, andremo un po' troppo per le lunghe. Quindi un po' più realisticamente guardiamo da dove siamo partiti con gli studi che oggi chiamiamo intelligenza artificiale. Se andate sul web trovate un sacco di padri, di fondatori, di pionieri, e anche molto interessante, però non abbiamo tempo neanche per quello, e andiamo invece più velocemente ai nomi più importanti. Il primo, lo metto per primo perché è veramente il più importante, Alan Turing, talmente poco noto che un famoso ricercatore greco in un suo articolo scrisse: la prima volta che ho letto il nome macchina di Turing sono andato sul vocabolario a cercare il significato del dizionario inglese, a cercare il significato del verbo to Turing, pensando che Turing ne fosse il genitivo. Stiamo parlando di Colaitis, non uno qualunque. E ci ho riso tanto, però è un po' così, per come te l'insegnano nelle aule, tu non lo sai se quella macchina si chiama così perché viene dal verbo tur, che magari vuol dire turare, o viene dal personaggio che l'ha inventata. Ecco, in questo caso stiamo parlando di Alan Turing. L'intelligenza artificiale nasce da Turing, quindi è una costola della logica matematica. Credo che a molti degli udinesi questa notizia non sia nuova, ma gli faccia sempre molto piacere sentirselo dire, e a tutti i matematici questo dà molto orgoglio. Nasce dal desiderio di caratterizzare il calcolo in matematica e quindi nasce da problemi sollevati da Hilbert, grandi problemi della matematica del secolo scorso. E Turing con le sue macchine, che sono un modello formale del calcolo, chiude un problema molto grosso della logica, caratterizzando l'insieme delle funzioni calcolabili. Tutte sole le funzioni calcolabili sono quelle calcolabili da macchine che lui chiamava logical machine e poi Church chiamò Turing machine, e queste macchine hanno un'altra caratteristica molto importante. Come tutte le macchine, gli automi, i sistemi formali in cui c'è un meccanismo di calcolo e c'è una memorizzazione dei dati su cui il calcolo avverrà, e tra questi dati, insieme a questi dati, è memorizzato anche l'algoritmo da eseguire, sono macchine che si aprono all'apprendimento automatico, perché se i dati e gli algoritmi sono rappresentati nella stessa maniera, la macchina universale, quella che esegue il calcolo, oltre a modificare i dati, può modificare anche le istruzioni, e quindi la seconda esecuzione di un algoritmo può essere migliore della precedente, la terza ancora migliore. Di qui la grande intuizione di Turing: le macchine possono imparare. Le macchine possono imparare, possono diventare intelligenti. Turing propose la machine intelligence, ancora non la chiamava artificial intelligence, era la machine intelligence, però il padre è stato lui, poche storie, gli altri non possono avanzare queste pretese, quelli che sono venuti dopo. C'è un altro filone che non voglio sottovalutare, anche se credo si sia già capito. Io vengo da una laurea in matematica, quindi mi fa molto piacere dire che è nato tutto nell'ambito della matematica. Non si può sottovalutare il contributo di Wiener della cibernetica, dello studio dei sistemi naturali, e Wiener aveva come obiettivo quello di riprodurre attraverso macchine i meccanismi che permettono il controllo. Quindi lui è il padre della cibernetica, oggi diremmo è il padre dell'automazione. Tutto quello che è successo nel campo della cibernetica ha continuato a influenzare e a avere scambi con il lavoro di Turing. Infatti in un articolo del 48 Turing cita
tutto quello che è stato introdotto nell'ambito della cibernetica, comprese le reti neurali, che la gente pensa che siano nate l'altro ieri, invece sono state proposte all'inizio degli anni 40 anche loro. Mentre Turing fa questa grande proposta, il mondo comincia a vedere l'arrivo dei computer e comincia a fare delle riflessioni che oggi sono diventate veramente molto molto comuni, e sono quelle sull'impatto della meccanizzazione del pensiero e del ragionamento. Si pensa oggi che ci sarà una nuova rivoluzione industriale, o c'è una rivoluzione industriale in corso determinata dall'intelligenza artificiale. In questo vecchio libro che io sfogliai un po' di anni fa perché cercavo materiale su Ada Lovelace per questioni di donne e scienza, donne e intelligenza artificiale, questo libro sono gli atti di un convegno tenuto in Inghilterra, a Londra, nel 1953. Nel 1953, non ve lo leggo, ma ve lo potete leggere da solo, vedete che si ponevano il problema della rivoluzione portata dal calcolo automatico, che avrebbe impattato sui colletti bianchi e sul grande problema che c'era rispetto alla rivoluzione industriale precedente, perché parlando di meccanizzazione del pensiero e del ragionamento non c'era un'unità di misura come il cavallo vapore, e questa non c'è neanche ancora oggi, non essendoci una definizione di che cos'è l'intelligenza umana. Sicuramente non si può definire e misurare con un qualche metro le unità di intelligenza artificiale realizzate nei vari apparecchi proposti. Ma per dirvi, quando sentite i gridolini, questo è nuovo, guardate che la comunità dei ricercatori e dei tecnologi si sta ponendo i problemi di oggi, se li sta ponendo veramente da parecchi anni, una settantina appunto. Adesso io ho fatto qualcosa per cui non riesco ad avanzare più il lucido. Ecco, si è mosso. Finalmente siamo al nome intelligenza artificiale, qualcuno l'ha introdotto davvero. Turing, come vi dicevo, lo chiamava machine intelligence. Chi ha usato per primo la dizione intelligenza artificiale è stato John McCarthy nella proposta che ha fatto nel 1955 per organizzare una scuola estiva che poi è stata tenuta nel 1956, la scuola estiva nota come la scuola di Dartmouth. Lui era professore assistente al Dartmouth College, e che ha riunito le persone che in quel momento erano attive nello studio di cose che erano riconducibili a questa disciplina che si vedeva nascere e che lui appunto denominò intelligenza artificiale. Su questa slide vi ho messo le date 55-56, che sono quelle del seminario, ma avevo messo anche le date della nascita e della morte di McCarthy, perché sono sicura che voi l'avete già notato. Vedrete che quando McCarthy ha fatto questa proposta aveva 28 anni. E quindi ai giovani che si diplomano oggi cosa dire? Ragazzi, guardate che le cose belle si fanno da giovani, quindi datevi da fare subito. McCarthy sicuramente ha proposto il nome, ha avuto il merito di proporre il nome. Io riuscirò anche a cambiare la slide, eccola. E McCarthy ha poi contribuito moltissimo alla ricerca in questo settore e ha diretto per molti anni uno dei laboratori uno dei più prestigiosi nel settore. L'intelligenza artificiale è partita tra la curiosità di pochi,
tra l'entusiasmo di pochi, però l'entusiasmo e la capacità di trascinare giovani perché i temi che trattava erano estremamente intriganti, appassionanti. Però, come credo sappiate tutti fin troppo bene, per fare ricerca servono finanziamenti e l'ambiente accademico è un ambiente in cui la lotta per i finanziamenti può diventare anche cattiva, quindi se ci stanno scuse per togliere soldi al tuo vicino, queste vengono utilizzate con tutte le energie per portare più acqua a altri orti che sicuramente sono assetati. Quindi l'intelligenza artificiale è stata immediatamente oggetto di grande osservazione e di grandi critiche e ha attraversato dei periodi molto negativi che sono stati poi denominati gli inverni dell'intelligenza artificiale. Un primo inverno si è avuto negli anni 70. Una delle persone che ha contribuito a creare questo inverno è stato un informatico di grande peso che nel 74 pubblicò un articolo Some Theoretical Impediment to Artificial Intelligence a un congresso dell'IFIP, che era un'organizzazione prestigiosissima in quegli anni. E se uno va a leggere quell'articolo scopre che l'impediment è la complessità di calcolo. Ecco, i problemi affrontati dall'intelligenza artificiale sono problemi estremamente complessi. Per estremamente complessi significa che la quantità di memoria occupata nel calcolo, la quantità di tempo è tale da rendere quasi inutile cercare di perseguire un risultato perché o non arriva per mancanza di spazio o perché il calcolo è troppo lungo. Però i ricercatori di intelligenza artificiale hanno capito ben presto che uno dei divertimenti maggiori per loro era trovare delle tecniche per abbattere questa complessità e poi si sono viste in pratica quando i computer hanno incominciato a vincere a scacchi sui campioni mondiali. Non era sicuramente facendo tutte le mosse possibili che battevano l'avversario, ma era facendo delle ricerche intelligenti in spazi degli stati che erano troppo grandi per essere visitati in maniera esaustiva. Ma il problema grosso fu non solo che fu aggredito l'aspetto della complessità, contemporaneamente fu dimostrato che con le reti neurali che si avevano in quel periodo ci si poteva rappresentare molto poco e fare molto poco. Ci fu un libro di Minsky che distrusse le reti neurali, Minsky e Papert, e quello fu un'altra mattonata sulla testa dell'intelligenza artificiale. La terza, e forse la più visibile, già si lavorava molto sulla traduzione automatica e una delle motivazioni eravamo in periodi di guerra fredda, gli americani volevano il traduttore automatico dal russo al tedesco, all'inglese, e c'era una frase che girava e che nessuno ha mai saputo se è vero che questa cosa sia successa davvero o sia una fake news. Comunque la frase incriminata era: lo spirito è forte ma la carne ne è debole, che tradotto in russo e ritradotto in inglese suonava la vodka è molto alcolica ma la bistecca è marcia. Ovviamente questa frase scoraggiava qualunque possibilità di traduzione perché il significato delle parole veniva travisato veramente tantissimo. Già si poteva far di meglio a quell'epoca, oggi come oggi si fa molto di meglio, lo sapete anche voi. E comunque, per fortuna, la ricerca in intelligenza artificiale ha rallentato per via di questo inverno, però ha cambiato paradigma, cosa che chi si è mosso in questo settore ha osservato varie volte. Di fronte a un vicolo cieco si cercano altre strade e è venuta la primavera dei sistemi esperti. Anche qui è durata poco e non ho tempo a dirvi perché sono poi arrivati gli inverni, ma la tecnologia era veramente ancora molto primitiva
e li nomino i sistemi esperti. Sistemi esperto che vuol dire? Un sistema al quale posso fare domande su un dominio molto specifico. Il sistema, non voglio creare l'intelligenza artificiale che oggi si chiama generale, ma voglio creare un sistema col quale posso interagire e fare domande e avere risposte significative su un dominio di esperienza molto, molto limitato. E chiaramente si sono visti i primi successi, i primi sistemi che hanno lasciato i laboratori e si sono cominciati a porre i primi problemi etici. Anche questo lo riporto per dire il grande problema etico dell'intelligenza artificiale non è una scoperta di oggi, perlomeno dagli anni '80 ci si pone il problema di che cosa significa usare questi sistemi nella pratica. Alti e bassi, stagioni fiorenti e stagioni di riflessione e di cambiamento di paradigmi. Arriviamo alla fine del secolo scorso, che è anche la fine del millennio, e viene fatta un'astrazione che poi è stata utilizzata successivamente sempre, che è quella dell'agente intelligente. Ossia, che cosa chiediamo noi a un agente per considerarlo intelligente? Questo soprattutto è stato proposto in un libro di testo che poi è stato adottato in praticamente tutti i corsi di intelligenza artificiale in giro per il mondo, scritto da Russell e Norvig. Un agente intelligente è un agente che percepisce dall'ambiente in cui gli si chiede di operare, attraverso quello che percepisce attraverso i suoi, virgolette, organi di senso, ragiona, fa qualche calcolo e decide qual è la prossima azione da eseguire. I suoi organi attuatori eseguiranno questa azione nell'ambiente in cui la gente si muove e il sistema andrà avanti. Ovviamente la gente fa parte dell'ambiente e quindi le azioni possono anche essere fatte dall'agente sull'agente stesso. Gli agenti intelligenti cambiano a seconda si cambia il modo di programmarli e cosa gli si mette dentro a seconda dell'ambiente che devono affrontare, soprattutto cambia a seconda che li si voglia mettere in un hardware e costruire quindi dei robot o si voglia costruire un sistema software col quale avere una conversazione, ma cambiano anche per quanto riguarda l'atteggiamento che manteniamo nel metterci dentro l'intelligenza che li fa ragionare. E qui ci stanno due grandi approcci, quello simbolico più classico, più vecchia maniera, che è quello di scrivere un programma che permette alla gente di recepire l'input dai sensori e generare automaticamente il piano d'azione in risposta alla percezione che è arrivata. E questo si chiama di solito pianificazione automatica. L'altro approccio è quello di far imparare all'agente con l'apostrofo, tutto partendo da una gigantesca rete neurale che con una gigantesca quantità di dati impara e poi è pronta ad eseguire. Ovviamente, soprattutto nel caso dei chatbot che fanno parte dell'oggi e dei sistemi di oggi, questo approccio è l'approccio usato e dà molti risultati, e è un approccio che piace moltissimo perché se questa impara da sola e non c'è da programmarla è una macchina meravigliosa, no? Siamo tutti pigri in fondo e quindi ci piace trovare il piatto già pieno e riempito da altri. Con l'approccio agente intelligente e l'approccio del machine learning siamo arrivati a dei risultati veramente incredibili, incredibilmente significativi.
proprio da un punto di vista applicativo. Chiaramente il grande successo non arriva soltanto dalla ricerca in intelligenza artificiale, arriva da tutto il progresso che c'è stato nelle tecnologie dell'informazione, nelle tecnologie della comunicazione e io ho messo soltanto in fondo le tecnologie legate alla ricerca specifica in intelligenza artificiale. Oggi sono fattibili delle computazioni che 20-30 anni fa non ci si sognavano neanche. Soprattutto oggi è stata possibile una comunicazione, una raccolta dati attraverso internet e attraverso il web che era veramente lontano anche dalla fantasia più sfrenata di quelli che l'avevano progettati allora. Insomma, mai uno avrebbe pensato a un internet che collegava tutte le scrivanie in internet e un sistema di telefonia che collegava tutte le scrivanie delle case e degli uffici, dei laboratori del mondo e poi con tutti i telefonini, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente è la concorrenza di tutti questi avanzamenti tecnologici che ci porta alla situazione di oggi. No, sono andata indietro, scusate. Non vi faccio l'elenco delle tappe significative, ma visti tutti questi avanzamenti, dalla fine del millennio scorso al 2022 è stato un susseguirsi di risoluzione di problemi che erano considerati difficilissimi da risolvere, quasi impossibili da risolvere. Ultimo fra questi AlphaGo, un antico gioco cinese di una difficoltà molto molto più alta del gioco in Italia molto più noto degli scacchi. Non si stentava a credere che un giorno un computer avesse potuto vincere un campione di Go. E dopodiché quello che ha creato il grande eco attuale è l'introduzione di ChatGPT. Allora, è veramente incredibile perché continuo a toccare questo coso e ogni tanto casualmente tocco il tasto giusto. Mi ci vorrebbe un sistema di intelligenza artificiale. In che situazione siamo oggi? Mi avvio a chiudere perché vedo che sto già fuori tempo. Oggi siamo in una situazione in cui secondo me c'è da essere molto contenti perché appunto l'intelligenza artificiale è più viva che mai, molto preoccupati. Uno per questo desiderio, secondo me assurdo, di cancellare il passato. Intelligenza artificiale oggi è sinonimo di è sinonimo di rete neurale e tutto quello che è successo prima viene ignorato. Intelligenza artificiale è sinonimo di apprendimento automatico, come se tutto il resto della ricerca non avesse prodotto niente. Allora, l'apprendimento automatico, come avevo detto prima, è una cosa che ci piace tanto perché siamo tanto pigri, no? Lasciamo la macchina imparare da sola, però se impara cose ragionevoli, perché altrimenti diventa anche uno strumento molto pericoloso e gli strumenti di oggi spesso sono molto pericolosi. Diciamo, qual è il problema più grosso che c'è nell'approccio neurale e nell'apprendimento attraverso reti neurali e nella costruzione di sistemi tipo ChatGPT? È il fatto che non c'è dietro, è un apprendimento statistico da grandi quantità di dati. Avrete forse letto da qualche parte pappagallo statistico, no? ChatGPT è un sistema che ripete a pappagallo e quello che vi ripete è basato su una statistica. Ovviamente gli manca logica, gli manca la capacità di ragionare, gli manca il rapporto causa-effetto.
qui su questi lucidi troverete scritto correlazione non è causalità. Mancando questo non ci sorprendiamo di vedere errori grossolani e vedere errori grossolani, confusione, allucinazioni, si chiamano allucinazioni, ecco la parola che non mi veniva. Quindi l'idea di devolvere la capacità di decidere e metterla in mano a sistemi di questo tipo ci preoccupa non poco. Quando prima vi dicevo, insomma, la situazione attuale è molto interessante ma anche molto preoccupante, perché mentre la ricerca in intelligenza artificiale e anche in robotica, da quando le due si sono molto ricombinate, parla di robotica mobile autonoma, ossia io lascio il mio agente artificiale muoversi nel mondo e decidere in maniera autonoma, si incomincia ad avere paura di questa autonomia. Il sistema in autonomia potrebbe fare delle cose che sono anche pericolose per gli esseri umani. Recentemente ho trovato questa immagine sul web e mi è piaciuta e l'ho infilata in questo lucido, perché secondo me esemplifica molto bene il cambiamento di paradigma che è in atto in questo momento. Ossia, il cambiamento di paradigma è non più l'agente che si muove in autonomia o il sistema di agenti che si muovono in autonomia, ma il sistema che conserva l'essere umano nel loop, nel ciclo decisionale, e quindi la decisione non è più in mano all'essere meccanico autonomo, ma rimane in mano all'essere umano, che è il depositario dell'etica, della conoscenza, eccetera, eccetera. E altro cambiamento di paradigma, ho detto nella ricerca in intelligenza artificiale ce ne sono stati molti, questo è un cambiamento molto significativo di questo ultimo periodo. Uno potrebbe pensare che è una cosa ovvia, banale e che si fa, basta mettere tutto in mano all'essere umano, sarà lui a decidere. Invece è molto complicato, perché se la macchina passa all'essere umano troppa informazione, lo sommerge e l'essere umano non è in grado di decidere. Se gliene passa troppo poca, l'essere umano non è in grado di decidere. Se l'essere umano non capisce, no? Non è che dice, sai, non capisco più niente, spengo il bottone e fermo tutto. Se è il mio computer, spengo il bottone e fermo tutto. Se sto operando un drone o un aereo, spengo il bottone e fermo tutto, quello casca. Quindi non è così ovvio cosa significa, come va tenuto l'essere umano nel loop per arrivare a un funzionamento che è sicuro e affidabile. C'è molta ricerca in corso, per fortuna. Adesso facciamo l'ultimo tentativo, eccolo. Oggi, domani. Del domani non c'è certezza. Dice, doveva arrivare questa per dircelo, ce ne eravamo accorti. No, grandi problemi, questo saltiamolo perché siamo molto in ritardo. Del domani non c'è certezza. Sicuramente alcune cose che ci vengono oggi vendute come grandi soluzioni dei problemi sono delle chimere. Insomma, fare degli algoritmi che che non risentano della conoscenza della mentalità del progettista è una chimera. Fare delle basi di conoscenza su cui far partire l'apprendimento automatico che non siano biased, che non siano orientate, è ancora un'altra chimera. Quindi bisogna assolutamente coesistere con questi sistemi, sapendo che ci stanno dei limiti e sapendo che una via per correggere e minimizzare i danni potrebbe essere quella appunto di combinare il vecchio e il nuovo per fare sistemi più robusti. Bisogna gestire la complessità. Lo diceva Rabin nel 74 del secolo scorso,
va detto di nuovo oggi, però oggi con una consapevolezza in più. Quando i padri fondatori parlavano di complessità, era già nel documento di Dartmouth il problema della complessità. Parlavano di complessità di spazio e di tempo di calcolo. Adesso c'è una complessità che ci fa molta più paura, che è quella di energia e acqua consumate. Credo che abbiate letto tutti quanti dei dati che sono agghiaccianti. Una centrale per fare gestione di dati che consuma l'elettricità di una città o di una regione. Non credo che la strada del futuro passi da lì. Insomma, bisogna che ci inventiamo qualche altra cosa. E l'ultimo spunto di riflessione è: ci dobbiamo inventare qualche altra cosa, e in questo qualche altra cosa dobbiamo recuperare i modelli di ragionamento umano, e non è solo accelerando le cose che si risolvono i problemi o usando altri marchingegni. Bisogna guardare di più e meglio i meccanismi del ragionamento umano e i meccanismi di modellazione della conoscenza umana. Se noi vogliamo comprendere quello che un sistema artificiale fa, dobbiamo condividere il modello del mondo con questo, noi esseri umani, con questo agente artificiale, perché altrimenti non troviamo un terreno di dialogo comune, non capiamo quello che ci diciamo. E l'ultima cosa che voglio sottolineare è l'importanza del contesto per capire le cose. Un esempio ve l'ho dato prima con la frase lo spirito è forte ma la carne è debole, un altro l'ho trovato e mi piace molto, quindi con questo chiudo. Marcus e Davis, uno psicologo cognitivo e un informatico della New York University, pubblicano nelle communication dell'ACM in un articolo nel 2021 questa figura con la domanda: è una B o è il numero 13? Voi che dite? Guardatela adesso. Chiaramente è l'una o l'altra, a seconda che io la inserisca in un contesto piuttosto che in un altro. Se lo metto in una riga di lettere dell'alfabeto è una B, se la metto in una colonna di numeri è il 13. Ecco, se noi vogliamo addestrare una rete neurale, far ragionare ChatGPT, eccetera, per risolvere questo problema, forse ci riusciamo anche, ma non ne sono sicura. E noi esseri umani non ci pensiamo neanche un momento. L'abbiamo visto a occhio nudo che è una figura intrinsecamente ambigua, ma il contesto ce la disambigua immediatamente. Un augurio ai giovani diplomandi che io riuscirò a... l'augurio è quello di vivere la frase tanto cara ad Alan Kay. Alan Kay ha fatto molto per l'intelligenza artificiale, anche se difficilmente viene ricordato, perché lui ha contribuito molto all'hardware e al software per l'intelligenza artificiale. Non c'è una ricerca specifica di un algoritmo legato a lui. Ha fatto molto, e il laptop che ho riportato in questo lucido lo ha progettato insieme a Papert. Doveva costare $100, $150 per essere distribuito ai bambini in Africa. C'era qualcuno che si occupava di diffondere la conoscenza prima di arricchirsi con l'intelligenza artificiale. La frase che Alan Kay, gli ho sentito dire in credo tutte le sue conferenze, è: la maniera migliore per prevedere il futuro è inventarlo. Quindi, cari diplomandi, auguri. Inventate il futuro.
Grazie alla professoressa. Ora una sorpresa, potremo vedere un video realizzato dai diplomati della scuola superiore. La scuola superiore di Topo Wasserman si presenta come un luogo di apprendimento vivace, un ambiente nato per accompagnare giovani studenti nel loro percorso universitario, nutrendo la loro voglia di imparare, confrontarsi e scoprire. Gli anni che abbiamo vissuto qui ci hanno insegnato che la SUP è tutto questo, ma anche molto di più. La nostra esperienza all'interno della scuola è stata avvalorata dall'ambiente solidale che siamo riusciti a creare, spinti dal desiderio di apprendere ed espandere gli orizzonti della nostra conoscenza, sia nei campi di nostra diretta conoscenza, sia in ambiti di ricerca lontani dai nostri. La condivisione di questo obiettivo ha permesso di creare coesione e amicizia, anche in un ambiente dove si è indotti naturalmente alla competitività e all'attenzione alla performance, che possono divenire causa di disagio, specialmente negli allievi delle scuole d'eccellenza, e formare ansia da prestazione e insicurezza. Siamo felici di poter affermare che in questi anni siamo riusciti a direzionare queste pressioni e a mutarle in energie dedicate all'apprendimento insieme, in risorse che ci hanno aiutato a migliorare sia come studenti che come persone. Gli anni alla scuola superiore hanno arricchito ciascuno di noi sotto vari punti di vista. Il più importante forse è stato il sostegno reciproco che c'era tra noi allievi e che ci ha permesso non solo di approfondire le materie di studio, ma anche e soprattutto di superare momenti più difficili. Ci teniamo inoltre a sottolineare quanto sia stato importante per noi il confronto interdisciplinare con ambiti di ricerca differenti. In un contesto accademico che richiede un grado sempre maggiore di specificità, la scuola ci ha dato l'occasione di allargare lo sguardo oltre i nostri campi di competenze particolari. Essere allievi della scuola ha significato per noi imparare l'uno dall'altro per crescere insieme. Purtroppo ci rendiamo conto che l'istruzione sta diventando sempre più settoriale e iperspecializzata e puntare sull'interdisciplinarietà è una mossa controcorrente. Non per questo però è vana. La nostra esperienza all'interno della scuola ci ha permesso di verificare come il confronto con altri saperi sia fecondo per la ricerca. Permette, infatti, di mettere in atto pratiche differenti dal proprio ambito di conoscenza e di scoprire analogie tra problemi differenti e possibilmente di illuminare nuove soluzioni. Riteniamo che le sfide che ci troveremo ad affrontare come umanità richiederanno una comunicazione efficace tra più branche del sapere. Comunicazione che ci auguriamo avvenga non solo fuori da noi ma anche dentro. Ci sembra perciò di estremo valore, oltre ad essere competenti in un settore, riuscire a vedere come la propria disciplina si intreccia con altri saperi e come costruire un legame con altre forme di conoscenza al fine di ottenere una visione più piena del mondo in cui viviamo e di noi stessi. L'ambiente virtuoso che abbiamo creato ha dato vita, d'altra parte, a rapporti umani autentici, difficilmente realizzabili in altri contesti. Dobbiamo ciò in larga parte all'ambiente accogliente della scuola, che ci ha permesso di sviluppare rapporti solidali tra noi allievi. La condivisione di spazi di vita, esperienze e occasioni di apprendimento ci ha permesso di sviluppare legami per i quali non possiamo che essere profondamente grati alla scuola superiore e ai nostri compagni. Ma io direi che la cosa più importante è cercare di costruire un ambiente collaborativo, darsi una mano, studiare insieme, rende tutto molto più piacevole, divertente e anche efficace. Approfittate di tutto quello che hanno da offrirvi la scuola e le persone al suo interno, ma non solo, approfittate anche di tutte le occasioni di collaborazione con le altre scuole, per esempio quelle organizzate dall'Area Sissu, e non abbiate mai paura di far sentire la vostra voce per aiutare a migliorare la scuola e renderla sempre più capace di venire incontro agli allievi e alle loro necessità.
Non limitatevi alle 4 mura della vostra camera, ma cercate di vivere l'esperienza a tutto tondo, sia dal punto di vista accademico, approfondendo le cose che più vi interessano, investendo sul vostro futuro, ma soprattutto anche dal punto di vista sociale, perché ognuna delle esperienze che vivrete in questi anni può essere formativa, dalle pause caffè alle passeggiate per andare arenati, ai corsi interdisciplinari. Quello che è importante è che vi sentate a casa vostra all'interno della scuola di Toppo Wasserman e non in un semplice dormitorio. Approfittate delle 1000 opportunità che offre la scuola. Tra conferenze, lezioni pensate per voi, sostegno in viaggi di ricerca e in periodi Erasmus e molto altro, il contributo della SUPE è imparagonabile con tutto ciò che verrà e che incontrerete dopo. Si tratta di occasioni preziose che renderanno il vostro percorso ancora più completo e appassionante. Non pensate di essere troppo tardi per provare, perché l'esperienza vale la pena anche entrando in magistrale, anzi posso dire che fare una parte del percorso fuori dalla SUPE e una parte del percorso all'interno della SUPE mi ha arricchito individualmente. Toglietevi dalla testa la sindrome dell'impostore, gli altri studenti vi accoglieranno a braccia aperte e le esperienze che avrete maturato al di fuori della scuola potranno arricchire tutto il gruppo. Essendo entrata alla scuola superiore come studentessa magistrale, ho potuto verificare quelle che sono le differenze nell'intraprendere un percorso universitario all'interno e all'esterno della scuola e posso dire senza alcun dubbio che non c'è paragone. Il riconoscimento e la valorizzazione degli sforzi sono tangibili e questo crea un clima di sostegno e appartenenza che è davvero difficile trovare altrove. La possibilità di confrontarmi non solo con gli altri allievi della scuola, ma anche con gli studenti delle altre scuole di eccellenza italiane. Infatti, le iniziative dell'Associazione Riasisu e i progetti della scuola favoriscono lo scambio di studenti tra queste realtà, permettendo così a noi allievi di creare una rete di contatti che si estende su tutto il territorio nazionale. Essere affiancati da un gruppo di ragazzi curiosi e entusiasti di imparare aiuta tantissimo a superare le sfide dell'università e non solo, con la giusta mentalità e la giusta grinta. In fondo si tratta di anni impegnativi, di crescita e di scoperta, non solo del proprio piano di studi, ma anche personale. Essere costantemente circondati dalle idee, dalle proposte e dalle discussioni di un gruppo molto vario di studenti è una fonte continua di spunti di riflessione per aiutarci a capire chi vogliamo diventare. La possibilità di seguire corsi, seminari, conferenze inerenti a aree disciplinari molto distanti dalla mia. Ho trovato questa cosa molto stimolante e l'ho sempre vissuta come un'occasione di crescita molto valida. L'interdisciplinarietà permette di non rimanere stagnati all'interno del proprio ambito di ricerca, ma di aprirsi ad altro. E questo credo sia di grande beneficio perché permette di approcciarsi alle varie materie con uno sguardo di più ampio respiro. Potermi confrontare quotidianamente e su varie questioni, con modi di pensare, di risolvere problemi e di osservare la realtà diversi dal mio. Vivere in un ambiente intrinsecamente interdisciplinare, animato da studenti provenienti da diverse facoltà, mi ha permesso di apprendere non solo nuove conoscenze, ma soprattutto nuove competenze e di ampliare il mio punto di vista in un modo che, fuori dalla SUPE, complice la dislocazione spaziale dei dipartimenti in edifici tra loro anche distanti, sarebbe stato impossibile da ottenere. La scorsa estate, alla fine dei 5 anni insieme, siamo andati in vacanza in Toscana. Eravamo 19. Le persone con cui avevo condiviso questi 5 intensissimi anni erano diventati per me fratelli e sorelle. Io credo che la SUPE sia anche, se non principalmente, questo. Quest'estate andiamo di nuovo in vacanza insieme. Beh, non lo chiamerei proprio il ricordo più bello, però una delle cose che ricordo più con affetto sono le serate passate in auletta fino all'1 del mattino, il giorno prima dell'esame, a studiare con i miei compagni di corso e anche se eravamo tutti lì un pochino a soffrire per l'esame, comunque ci facevamo forza e andavamo avanti. È per me impossibile isolare un ricordo singolo. Le esperienze che più mi rimarranno nel cuore sono le 1000 occasioni di dialogo che ci si presentavano ogni giorno. Tutti i momenti, anche i più banali, i più quotidiani, venivano arricchiti dalla vita comunitaria.
le discussioni che nascevano nel tragitto per andare in mensa, quelle che venivano fatte per le scale a tarda notte o durante uno dei 1000 caffè che venivano indetti periodicamente solo per interrompere lo studio. Grazie di tutto. A porte aperte. Studio, divertimento, insieme. Leggerezza, stimoli, crescita. Andiamo a bere? Amicizia, crescita, condivisione. Vorrei ricominciare subito. Caffè in terrazza? Impresso nel cuore. Sfide, gratificazioni e memorie. Vero e intenso. Si può rifare. Viva la super! Bene, grazie, complimenti. Passiamo alla parte finale della cerimonia, cioè quella della consegna dei titoli finali e 22 allievi che hanno terminato il percorso della scuola. Chiamo davanti al palco il rettore e il direttore. Inizierò. Ricordo che dopo la fine facciamo la foto di gruppo, per cui di non allontanarsi troppo. Bene, iniziamo con i diplomi di licenza per i 18 allievi che sono entrati nella scuola dal primo anno di università con l'iscrizione a una laurea triennale, proseguendo poi con la magistrale, oppure iscrivendosi a una laurea magistrale a ciclo unico. Danilo Avaro. Greta Bruno. Silvia Burgio. Cristian Curaba. Emma Cuttini. Davide Della Giustina. Matteo Dordolo. Roberto Gradara. Luca Mauri.
Michele Mignani. Filippo Olivetti. Enrico Sartor. Claudia Savaris. Enrico Tiozzo Netti. Gaia Tomadini. Luca Trevisan. Ora i 4 allievi che hanno seguito il percorso formativo della scuola a partire dal 4º anno, iscrivendosi quindi a un corso di laurea magistrale, ricevono l'attestato di merito per la frequenza. Alice Chiaruttini. Denis D'Ambrosi. Matilde Graziano. Beatrice Musizza. Ed ora i saluti finali del rettore e del direttore. Saluti? Io userei le parole dei ragazzi. Andiamo a bere?